Sì, buonasera. Considerato che è venerdì e sono le 6:15, faremo un'operazione abbastanza semplice, anche rilassante. Ascolteremo qualche canzone in dialetto, un po' come abbiamo fatto l'altra volta, e proveremo a vedere se attraverso questi testi sia possibile fare un'analisi di ordine linguistico e di ordine testuale, come dicevamo all'inizio, un po' come si fa con le opere letterarie. È vero quello che diceva prima la professoressa Castiglione, cioè con questo approccio di questo secondo momento della giornata si vorrebbe tentare di mostrare come appunto persone colte, persone prevalentemente dialettofone, utilizzino il dialetto. Diciamo che il processo inverso rispetto a quello che abbiamo visto prima per l'approccio alla lingua, ovviamente le tipologie testuali sono molto diverse. Processo inverso che si fa interessante perché si può notare, per esempio, un uso giovanile del dialetto ai fini artistici che presenta in un certo senso gli stessi errori che interessavano i nostri nonni con riferimento all'italiano. Adesso questi ragazzi tendono a riproporre gli stessi errori, per esempio nell'utilizzo del dialetto, essendo ovviamente dei dialettofoni e conoscendo il dialetto nell'esperienza di socializzazione secondaria. Ovviamente un uso più o meno accorto, un uso più o meno significativo, più o meno fedele alla tradizione o più o meno fedele alle varietà dialettali, dipende da diversi fattori. Il primo è sicuramente la biografia linguistica dell'artista stesso. Se è un artista certamente italofono, ma che magari vive in un piccolo centro, anche giovane, in cui il dialetto è abbastanza vitale, ovviamente proporrà un tipo di dialetto che è più vicino sia alle strutture del dialetto della sua comunità, sia al fondo tradizionale del dialetto, un po' come dicevamo l'altra volta. Ci può essere anche un artista di città, nel quale ci aspetteremmo magari un dialetto più innovato, però magari trattandosi di un artista di 50-60 anni, non giovane come un 25enne, avrà un dialetto altrettanto, diciamo, tradizionale, pur vivendo in un'area che ci porrebbe nella possibilità di aspettarci un dialetto più innovativo. Ma la cosa più interessante certamente resta il fatto, perché il tema è la Sicilia nei testi, resta il fatto, lo accennavamo già l'altra volta, come questa Sicilia, come l'attualità siciliana compaia costantemente in questi testi con alcuni temi costanti, per esempio le stragi del 92, oppure il problema dell'emigrazione come lo abbiamo vissuto negli ultimi anni, o altri temi più o meno che hanno a che fare sempre con una Sicilia che è stata maltrattata un po' da tutti e che ha bisogno di riscattarsi, e quindi in un certo senso l'artista si pone come qualcuno che raccomanda il risveglio delle coscienze per poter finalmente avere un momento di riscatto. E allora la prima canzone che vorrei proporre, poi magari mentre l'ascoltiamo ne potremo anche leggere il testo e poi proviamo a fare questa piccola analisi, un po' dei temi, un po' delle strutture linguistiche, un po' delle figure retoriche impiegate. È la canzone di un gruppo di Castelvetrano, un gruppo rap, dicevamo il rap l'altra volta ha un impatto significativo soprattutto tra i ragazzi, perché insomma viene spesso utilizzato un linguaggio che è vicino al modo di parlare dei ragazzi e quindi anche i temi in fondo sono temi sostanzialmente giovanili e quindi può essere un buon modo, come dire, di proporre lo studio del dialetto a partire da questi testi. Questo, dicevo, è un gruppo di Castelvetrano, si chiama Dimora del Padrino, ovviamente a quanto pare questo nome non ha nulla a che fare con la latitanza di Messina Denaro, ma ha a che fare con due concetti fondamentali del rap, il dimorare, lo stare assieme, e il padrino come elemento che evoca la famiglia, la fratellanza, la vicinanza, la parentela, che è un altro concetto interessante nel rap e nel reggae. Ed è il gruppo di cui fa parte quel Bigaspano Cantastorie di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Il
il testo in parte lo abbiamo ascoltato la volta scorsa perché è quel testo che reca come ritornello la filastrocca proverbio tradizionale. Quindi se l'altra volta l'abbiamo visto in spezzone, oggi lo vedremo contestualizzato all'interno della stessa canzone, che è sostanzialmente una canzone di denuncia dell'immobilità, dell'immobilismo, della politica siciliana. Quindi se la filastrocca fa riferimento all'immobilismo in genere quasi ironico, viene assunta come metafora per la denuncia dell'immobilismo sociale e politico che ha determinato, diciamo, una condizione di arretratezza da parte della Sicilia. Ci vuole chiosà, di più che decide, ci vuole chiosà, di più che facete, avesse a parlare se me lo permettete, che sono meno vita, restate non ne siete, avesse a mangiare, ma c'è siete e fame, avevo sulle mare, non la forza di cacciare, quello che aspettate per poter tagliare, ma con la bocca tombata così potevo parlare. Insomma, e così via, così via. Quindi è un testo abbastanza complesso dal mio punto di vista, peraltro anche la esecuzione, questa velocità con cui soprattutto nel terzo blocco viene, come dire, parlato questo siciliano, vi assicuro che io ci ho provato, non riesco ad andarci dietro con molta facilità. Quindi intanto qui c'è un elemento interessante della scrittura rap, cioè i vari blocchi che sono non solo cantati da differenti artisti, ma scritti da differenti artisti. Quindi in genere chi canta la prima parte è anche l'artista che scrive quella parte, ma poi all'interno di uno stesso brano, soprattutto in questo tipo di scrittura, può capitare di trovare modalità di approccio alla scrittura diverse, un modo diverso di impiegare la lingua. Abbiamo questi tre blocchi. Il primo appunto è una denuncia, questa necessità, diciamo, rivolta ai politici, questo invito rivolto ai politici a fare qualcosa per questa Sicilia, dove la gente è tenuta sotto scacco e sotto il ricatto dei maggiorenti, e quindi non c'è un sistema, nonostante sia una terra particolarmente ricca di bellezze e di potenzialità, per uscire da questa situazione di stallo che è appunto simboleggiata nella filastrocca. Nella seconda parte, quella che viene diciamo più o meno questo blocco, ovviamente c'è questa descrizione dell'uomo vile, che
poi diventa diciamo il politico, e possiamo trovare una serie di elementi che sono tipici della scrittura, per esempio la rima interna, ho segnato qualcosa, martire partire, piovere muovere, questo è anche la consonanza, poi la rima ricca interna, vedete, poi ancora la paronomasia qui, viri vili, santi, chianci, ancora l'assonanza, poi la rima ancora all'interno nel mezzo. E poi, come dicevamo l'altra volta, c'è per esempio questo riferimento alla tradizione nella Cuvagna nel vento l'asciuga, che ovviamente in questo caso viene ripreso nella modalità esecutiva. Questi punti interrogativi fanno riferimento a un problema di decodifica. In effetti ci stanno due D con un puntino sotto che stanno a indicare il nostro suono D, però passando dal Word a questa fotografia diciamo si è perso questo tratto. La terza parte invece è la più interessante perché è quella che si avvicina più alla modalità di esecuzione, mette in rapporto antitetico il padrone, diciamo, e l'operaio nella sua continua ricerca e necessità di rivendicare i propri diritti anche di lavoratore. E questa antitesi è mostrata linguisticamente proprio attraverso una serie di elementi antitetici presenti come figure retoriche. Vedete signori e servi, poi c'è ancora sutta e pagione che fa riferimento peraltro a due persone che giocano dei ruoli ben precisi all'interno di un gioco tradizionale che è quello del tocco. E poi ci sono una serie di metafore, anch'esse tratte dalla cultura popolare. Cacani, un cinese, significa non c'è trippa per gatti, sostanzialmente. Poi ancora con la testa parti, impazzisci, quindi c'è questa metafora che è un altro modo di dire. E poi qui vedete sugno chilo su tapugno, che vanno a giocare al rutugno sugno, c'è un bellissimo chiasmo, quindi come dire anche nella scrittura dialettale. Poi sul piano lessicale vedete c'è qualche elemento come si dice gergale, 20 carti che sta per 20 euro, poi ancora sassige, un termine tipicamente dialettale per fare riferimento a riscuotere la paga, e poi c'è questo puddarana molto interessante, puddari, cioè lesinare denaro da parte del padrone all'operaio, che è molto interessante perché il vocabolario siciliano registra questa forma solo per l'area occidentale della Sicilia, e quindi questa forma marca sostanzialmente in maniera diatopica forte la provenienza di questi artisti. Quindi l'effetto musicale ovviamente è abbastanza chiaro, lo abbiamo sentito prima. Il testo appunto riesce a mostrare come il dialetto si possa ben prestare non solo a raccontare storie, ma anche a riproporre una serie di stilemi di un certo tipo di scrittura, di un certo tipo di esecuzione, che peraltro non sono neanche italiani originariamente, cioè il rap, anche il reggae, come dicevamo prima, nascono praticamente in realtà d'oltreoceano, vengono poi nei primi anni 90 riportati in Italia e da 5-10 anni a questa parte hanno questo grande successo anche diciamo in Sicilia per via di quel grande movimento che si è creato con i Sud Sound System, ma anche con Frankie High Energy che abbiamo visto l'altra volta. Quindi per ora mi fermerei, poi magari ci torniamo e passerei invece a una seconda canzone, un altro tema interessante, a differenza di quanto succede in altre parti d'Italia, è che questi cantanti moderni, queste espressioni della musica neodialettale istituiscono sempre un ideale rapporto con Rosa Balistreri. Questa è una canzone dedicata a Rosa Balistreri ed è possiamo dire che ogni artista, ogni cantautore in dialetto abbia scritto una canzone dedicata a Rosa Balistreri oppure che riprende parti di canzoni cantate da Rosa Balistreri a mo' di citazione, come abbiamo già visto a proposito di un'altra canzone di questo stesso gruppo. E qui viene immaginato questo dialogo tra l'autore e Rosa, e adesso magari prima l'ascoltiamo e poi vediamo una serie di elementi interessanti.
di cosa parla è abbastanza chiaro. Ci sono una serie di elementi interessanti. Il primo è questa modalità esecutiva che è tipica della canzone popolare, cioè il fatto di mettere queste E dove non è necessario, cioè nel senso che sono un appoggio, una integrazione eufonica che serve a far corrispondere, diciamo, il computo metrico. E questa è una modalità tipica del canto popolare, per esempio Bonazinga ne parla nel suo articolo all'interno del volume. E poi vedete, c'è una grande abbondanza di figure, ci sono casi di Panalessi, quanto tempo, c'è il poliftoto, ha passato, passava, c'è la rima al mezzo, ci sono esempi di allitterazione, un esempio di iperbole, qui contava un milione di peni, un esempio di anafora, e poi ovviamente la solita consonanza che serve a sopperire probabilmente al problema della mancanza di rime. E cosa possiamo dire ancora? Che questa canzone è una spia significativa della provenienza del suo autore, cioè in questo caso l'autore si manifesta un atteggiamento molto leale nei confronti della sua parlata, perché praticamente presenta una serie di tratti che sono tipici dell'aria. Questo gruppo è di Caltabellotta, vedete questo ti rancurava, tu dormia, tu questa enfasi del pronome messo alla fine, che è solo di una piccola area di Agrigento, e quindi è un tratto molto marcato che qui viene proposto. In questo caso la canzone eventualmente può servire anche a documentare tratti del dialetto specifici e significativi. Dobbiamo andare un po' velocemente, altrimenti non riusciamo. Ecco. Posso interrompere? Sì, certo. Rosa Balistreri, che è Licata, in cui si manifesta la palatalizzazione dell'H. Ha detto Giancini, non Giancini dice. No, bisognerebbe risentirlo. Bisognerebbe No. No, perché sarebbe interessante. Sì, secondo me è più palatalizzata. Cosa che è il tratto bandiera di Licata che Perché Giancini come una sorta di omaggio a Rosa Balistreri. Ma sì, potrebbe essere. Interessante questa. C'è il nesso che a Licata si realizza come C e quindi il cantante lo riproporrebbe come un omaggio anche a proposito di lealtà linguistica. Sì, perché il tratto bandiera proprio. Cioè, Ciavi, Ciovu, no? Che caratterizza. Però se ho ascoltato bene, poi io l'ho scritto chiaro, però eventualmente appunto poi ci torniamo. Questa invece è una canzone di Francesco Giunta, di un palermitano, che fa riferimento a un fatto molto interessante. Magari prima, come consuetamente, l'ascoltiamo, però scusate, io ho bisogno di un momento perché purtroppo non trovandomi tutti nel computer ho bisogno di farla partire dal dischetto, quindi dovete avere un attimo di pazienza. Non si può avere proprio tutto dalla tecnologia perché questi brani non sono scaricabili in file, quindi non sono trattabili.
un'altra canzone. Tutti i chiancheri, ma ste morte, tempo di pace, e sta gente vada in croce, sta città su poche braccia, non si campa, non si vede voce, renno le coltivate, fa grezzare nelle giornate, con discorsi impostati e fini, per levare in ste catene, che premura hanno di scappare, alla fine devo parlare, e l'estate su Camposanto, ci rimarmo dolori e canto, ma com'è, con che cade voci, ma com'è, con che cade voci, che tempo non è più di ora i colpi, che chi ne siamo di serpenti e lupi, e gira ancora un'arma di Caino, nella puntata vivo un mistero. Ok, magari mi fermerei qui. Allora, dunque, il problema di questo artista è un problema molto significativo come quello di molti artisti palermitani che aderiscano al cosiddetto filone lirico espressivo. In sostanza, tutti i cantautori palermitani non utilizzano il dialetto palermitano. Come potete notare, le soluzioni fonetiche, le soluzioni vocaliche soprattutto del vocalismo tonico, mortim, tempus, tangenti, focu, eccetera, non sono soluzioni palermitane. Quindi la Palermo che canta in dialetto può essere linguisticamente divisa in due categorie. Quelli del filone lirico espressivo, i cantautori che cantano con un dialetto, potremmo dire, distopico, che tende a emulare, ad avere come modelli per esempio il dialetto catanese, il dialetto di Rosa Balistreri, il dialetto di Ciccio Pusacca, tutti quei dialetti insomma che non hanno le peculiarità fonetiche del palermitano, e il filone dei rappers che invece manifestano una maggiore adesione agli esiti fonetici del palermitano. Questo filone lirico-espressivo si afferma negli anni '80 a Palermo e probabilmente l'idea di creare una lingua, diciamo così, coineizzante ha sicuramente a che fare con un ragionamento che fece appunto Mari D'Agostino su Palermo. L'articolo si intitolava Ragionando su Palermo, in cui dimostrò come negli anni '80, ma già negli anni '70, diciamo, la medio borghesia palermitana aveva tentato di allontanarsi dal modello del dialetto palermitano, perché questo modello simboleggiava la mafia, il sacco di Palermo. E probabilmente una spia di questo processo potrebbe essere in questo uso da parte dei cinquantenni, sessantenni, di un dialetto poco leale nei confronti degli esiti palermitani. Mentre oggi che il dialetto vive una vita, una sorte, un giudizio diverso rispetto a quello di 20-30 anni fa, nei giovani viene riproposto così come esso effettivamente è. E quindi qui l'interesse, oltre che per la figura in sé, per l'artista in sé, per la canzone, per ciò che racconta, potrebbe essere anche nel fatto che viene utilizzato un dialetto che non è palermitano. E non è solo di Francesco Giunta, vale per Massimo Laguardia, vale per i Sud MM, vale insomma per una serie di artisti
che in qualche misura si richiamano a questo filone di approccio alla canzone che è appunto quello del cantautorato e che generazionalmente è anche diverso rispetto al filone praticato appunto dai giovani rapper. Questa canzone racconta anch'essa l'attualità, è stata scritta la notte, questo si legge nel CD, la notte di quel 25 novembre, quando perirono alla fermata di Piazza Groggi Biagio e Giulitta perché una macchina della scorta li investì. E quindi c'è questa città paragonata, questa città che è nel clima di guerra, e c'è questo uso, no, questa metafora prolungata della mafia come momento di guerra, della mafia che uccide per il solo fatto di esserci. Non ci sono figure retoriche particolarmente significative, ma ci sono tantissime metafore, io ne ho individuate alcune e le ho messe in evidenza, e poi ci sono anche alcuni elementi interessanti dal punto di vista dialettale, e qui in un certo senso il cortocircuito, cioè laddove foneticamente questo dialetto non è palermitano, poi lo è molto nel lessico, perché per esempio recupera una forma come Chiancheri, che è la forma veramente dialettale, oggi forse per lo più in disuso, di Palermo. Ancora sulla no, diciamo prima che volevo parlarvi di questo, di un altro problema dell'attualità, che è un po' quello legato alla immigrazione. Vorrei farvi ascoltare questa canzone, che è di una cantante nissena, che anche lei, come i palermitani però, non canta, neanche lei come i palermitani, però bisognerebbe vedere dove è finita questa canzone. Ecco, non canta in nisseno, cioè utilizza un dialetto diverso. E canta come Rosa Baristelli. Oh Signore, nostra grazia, una voce per lavare. Cuore mio, cabeça fuori, nesta terra per trovare la casozza vuole stare, per potermi usare. Alessandra Ristuccia. E ora il tuo cuore la piange lontano, veste da lui, l'amore non c'è. E ora lo fuori, capelli, un mare vecchiato, per mano dal cielo alle stelle. E ora il tuo cuore la piange lontano, veste la furia e l'amore non c'è. Signore, e quando penso alle gente, io cuore di mia madre, io tutto dolore, io me ne scroccate. Insomma, è molto bella la voce di questa cantante. Anche qui c'è un cortocircuito interessante. Vabbè, sul tema sostanzialmente è terraferma di Crialese. Anzi, forse con una canzone del genere, per un eventuale percorso didattico, forse si potrebbe mettere assieme il problema cinematografico e quello appunto della canzone, perché c'è questo naufrago. Peraltro questa canzone è la colonna sonora di un cortometraggio girato a Portopalo di Capopassero, che racconta di un pescatore che va con la sua barchetta in alto mare e ripesca 10 uomini di colore morti.
Anche qui c'è un cortocircuito interessante, perché manca, a proposito di tratti bandiera, il tratto più significativo del Nisseno, che è quello che vorrebbe farci ascoltare Cilu anziché Cielo. La cosa interessante è che manca Cilu, ma ci sono poi tutti gli altri elementi tipici del dialetto nisseno, perché il fatto che a Caltanissetta non si dica Cielo ma si dica Cilu ha come conseguenza fonologica che Stiddi si dica Stedde, come pronuncia la cantante, e che Bulissi si pronunci Bulesse. Quindi è interessante, viene praticamente abbandonato il tratto bandiera del Nisseno e vengono ottenuti tutti gli altri. Tranne in un caso però. Cioè nel femminile. No, Pinzu. È l'unico caso in cui compare, infatti è l'unico caso in cui compare, mentre al di là di questo caso tutti gli altri sono praticamente di modello sempre catanese. Anche qui ci potrebbe essere un fatto ideologico, non legato ovviamente alle ragioni palermitane, ma al fatto che Caltanissetta siamo ancora in un'area interna, un'area rurale, e probabilmente il dialetto viene ancora considerato come spia di arretratezza e quindi inconsciamente fa scattare questo meccanismo di promozione del dialetto attraverso diciamo, l'obliterazione del suo tratto più significativo. Poi vedete questo saprio, qui già siamo in presenza di una cantante che non è dialettofona, L1, ma questo saprio compare spesso nelle canzoni, spesso si vede nelle canzoni questa idea di elevare stilisticamente, di dare una sorta di poeticità al testo, scegliendo delle forme più vicine all'italiano, che però poi non si capisce per quale ragione sono ricorrenti, come se ci fosse una sorta di canzonese dialettale al quale attingono vari artisti riproponendo strutture sintattiche, ora forme morfologiche, per esempio l'uso di pinzeri più che pinzera o altre, l'uso di mani anziché mano, e uno di questi tratti è proprio questo saprio. Il verde fa riferimento alla figura retorica della personificazione, della prosopopea, anche qui abbiamo un'altra personificazione, e poi abbiamo appunto questa anafora e chi fu che viene poi ripetuta per dare questo senso dello sgomento appunto di questo migrante che non sa se la sua vita avrà una sorte, se avrà un destino, e quindi questi suoi pensieri vengono sparsi un po' per il mondo e il mare, un'altra personificazione, si fa messaggero di questi pensieri che vengono sballottati qua e là. E quindi il lessico è tutto costruito attorno alla sfera semantica dello sconforto, del dolore, ecco, il pianto, che è tutto condensato in questo e chi fu, che esprime il dialetto ma che cosa è successo, mio Dio, cosa è successo. Quindi nonostante non ci siano, per esempio dal punto di vista lessicale, elementi interessanti sul piano del recupero di un dialetto tradizionale, eccetera, c'è però questo gioco semantico che rende bene il senso della storia che si racconta. Un ultimo caso, forse varrebbe la pena di ascoltare, fa riferimento a un cantare invece, come dicevo prima, di una giovane artista che non ha una buona competenza nel dialetto e quindi ripropone al contrario l'italiano popolare che abbiamo visto prima. Vorrei concludere con questa canzone anche perché è un caso interessante anche di ciò che si agita in Sicilia. In pratica è una riscrittura in dialetto di Com'è profondo il mare di Lucio Dalla, che viene cantata dallo stesso Lucio Dalla e che oggi forse noi potremmo ascoltare anche a un anno dalla sua scomparsa, è scomparso nel mese di marzo. E però le soluzioni linguistiche sono l'italiano popolare nel dialetto, perché la giovane cantante mostra una serie di spie di
di scarsa competenza del codice, per cui denuncia il fatto che abbia appreso il dialetto nella fase di socializzazione secondaria e presenta un dialetto strutturato che ha tutte le caratteristiche delle produzioni di quelli che i linguisti chiamano parlanti evanescenti. Mentre la canzone sul piano esecutivo è molto bella. Magari la porto un po' avanti, se non riusciamo. L'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò 6 treni relativi vapori, innalzò per un attimo il popolo al ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare nel profondo. Solo lui diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare come profondo come profondo. Pastura, lignati e frittolati a chiccare. E intanto un mistico funzionariatore inventò la commozione che mise d'accordo tutti, belli con i brutti, qualche danno per i brutti che si videro consegnare un mezzo di specchio così da potersi guardare come profondo. Intanto, vabbè, qui scatta la botta palermitana, oceano, no? Che oceano, mentre poco sopra ha detto un'altra cosa, difficile, non ha detto difficile, poi in un certo senso. Allora, sopra, vedete, intanto i pisci non ne vinemo tutti, improbabile dal punto di vista del dialetto, tagliarono. Tagliarono risulta dalla sovrapposizione tra tagliari e guardaro. Guardarono, in dialetto sarebbe stato tagliaro, quindi è al contrario, diciamo tra virgolette, quello stesso errore che al contrario potremmo vedere nell'italiano dei semivolti. Stu giamma, giamma, vedete c'è quello che noi chiamiamo retroflessione, però è giamma e non giamma, collettivo, eccezionale, no? È un tentativo di avvicinamento della parola italiana collettivo alla fonetica ed eventualmente anche alla morfologia del siciliano. Da sto mondo che il D, rigorosamente iddi, che è una
nelle spie più interessanti delle produzioni dei dialettofoni L2, senza dubbio, non dubbio, ma senza dubbio, Ciali appare cattivo. Cattivo è eccezionale perché sostituisce Tinto ed è calcato sull'italiano cattivo, e ovviamente non c'è soltanto un problema di metrica, perché le scelte per far coincidere le sillabe possono essere di varia natura, si può risolvere in vari modi. Ancora questo cominciarono, che non è cominciaro siciliano, non è accominciaro siciliano, è cominciarono dialettizzato, a pensare in to su grandi mari, so, che addirittura viene, come dire, c'è una sorta di ipercorrettismo, diventa su, perché suona più siciliano di so, nonostante sarebbe in dialetto, sarebbe stato so. Vabbè, to su grandi mari, anche la forma grandi mari è assolutamente calcata sull'italiano grande. Basta, mi fermerei qui facendo solo notare una paraetimologia, fiduliate, stilettate, che diventa friduliate, rifatto su friddu, perché evidentemente la voce maschile che qui canta sa questa forma, è opaca per lui che è italofono L1 e quindi la reinterpreta come friduliate. Quindi la paraetimologia, che è tipica magari che abbiamo visto prima per l'italiano, la vediamo per il dialetto. Basta. Non c'è tempo per discussione, però no, sì, ma alle 6:30 dobbiamo interrompere. Che sia riuscito sì. No, vabbè, sempre visto. Sì, sempre visto. Pensato a proposito di giunta, ma di tanti altri, se in questo ragionamento bisogna mettere sempre in discussione il modello letterario siciliano, perché non credo che sia il problema del palermitano e napoletano, è che c'è un modello letterario siciliano che a partire dal 500 si è diffuso e da però questo e quindi il problema di vocalismo è un discorso, secondo me, poi No, è vero, sì, Roberto, dica. No, ci ho pensato anch'io. Il problema è che però continua anche, per esempio i Sudemmemme sono giovanissimi e continuano a proporre questo tipo di vocalismo e teoricamente non guardano un modello letterario, guardano un modello invece più eventualmente filtrato dallo stesso Giunta. Ma l'uno e l'altro. non lo so, mi dispiace perché io avevo qualcosa da dire anche su quest'ultimo testo, però no, dobbiamo interrompere, però i docenti che sono rimasti qui con noi avranno in dono da me questo CD di Giunta che io personalmente stimo moltissimo come cosa e che mi ha dato personalmente affinché io ne facessi dono e non mi pare esservi migliore occasione. Gabriella Cucinello si precipita, solo i docenti però. Una volta di un preside, io sono fuori. Se qualcuno resterà senza, la prossima volta me lo procuro. Maria? Andiamo Maria? No, quanti siete? No, tanti. Va bene. Allora, ora volo al secondo piano, siete 1, 2? Sì, quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E spero ci sia. In ogni caso...